Riccardo Zanchetta ha parlato di cibi funzionali, di cosa si tratta? Beh, il cibo funzionale è un cibo che ha una tracciabilità, è a filiera corta, è un cibo del territorio, è un cibo che non fa male, non è un cibo che provoca dei danni, anzi è un cibo, se parliamo del pane, dei cereali, come si parlava prima, o di un formaggio o di un salume, che porta con sé della qualità, soprattutto se è del territorio, soprattutto se è prodotto da colui che lo vende, perché tantissimi nostri sono botteghe, bottegai, gente che lavora da una vita e che lo produce tantissime volte. Naturalmente il riferimento più semplice è quello dei panettieri, ma per esempio anche il macellaio che sa che carne vende e così via. E invece, professor Ascani, quali tendenze emergono principalmente da queste indagini? Beh, emerge sicuramente l'attenzione per quanto riguarda il Natale da parte dei consumatori di Treviso. L'80% acquisterà in vista proprio dei regali di Natale, questa è certamente una buona notizia, acquisteranno prodotti enogastronomici, ma anche capi di abbigliamento, calzature. In qualche modo il Natale è la festa che i consumatori, i cittadini, le persone si aspettano. Magari qualcuno vorrebbe avere un po' di fiducia in più, però anche su questo forse ci stiamo lavorando tutti insieme, insomma ci sono più luci che ombre.